Russia. Terra di foreste sconfinate, terra di cupole dorate, terra di zar e ghiacci eterni. Una nebbia gelida avvolge la foresta. Ghiaccio spesso ricopre totalmente un lago d'inverno. Un treno viaggia per giorni senza sosta. Benvenuti in Russia. Benvenuti nella nazione più vasta del pianeta. Conosciuta come la patria degli zar, questa è una terra immensa, dove lupi e linci vagano in foreste che superano l'estensione del Canada e dove temperature estreme scolpiscono paesaggi di ghiaccio e fuoco. Ma partiamo dall'inizio. La Russia si estende per 9.000 chilometri da ovest a est, coprendo l'11% delle terre emerse del pianeta. È così immensa che potrebbe contenere gli Stati Uniti, l'Europa e l'Australia messi insieme, e resterebbe ancora spazio libero. Un colosso geografico che sfida ogni comprensione, dove le distanze si misurano non in ore, ma in giorni di viaggio. E questa vastità si manifesta maggiormente attraverso i suoi fusi orari. Con 11 fusi orari originari, anche se ora ne usa ufficialmente 9, quando a Mosca sono le 8 di sera, a Vladivostok è già mattina del giorno dopo. Ma è sotto la superficie che la Russia rivela uno dei suoi segreti più sorprendenti. Il permafrost copre il 65% del territorio, cioè 2/3 della nazione poggiano su terreno permanentemente ghiacciato. Qui costruire case, strade e ferrovie richiede tecniche speciali ed un'ingegneria che sfida il freddo estremo. Addirittura nelle città siberiane le auto restano accese tutta la notte per evitare che il motore si congeli. In questo scenario di freddo estremo, la maggior parte della Russia rimane disabitata. La densità media di popolazione, infatti, è tra le più basse al mondo, con sole 9 persone per chilometro quadrato. Ci sono vastissimi territori dove l'umanità è solo un eco lontano e dove la natura regna ancora sovrana e incontrastata. Ed è proprio in questi spazi sconfinati che si estende la taiga, la foresta boreale più grande del pianeta. La Russia ospita più foreste di qualsiasi altro paese e la taiga russa contiene 1/5 delle foreste mondiali. È più grande dell'intero Canada, estendendosi per 12 milioni di chilometri quadrati ed ospitando lupi, orsi e linci, in numeri che altrove sono ormai solo un ricordo. Un polmone verde che respira al ritmo delle stagioni artiche.
Ma questa nazione è anche una terra di contrasti geografici impossibili. È uno dei pochissimi paesi che vanta deserti artici e coste subtropicali nello stesso territorio. In Yakuzia e nella zona artica, ad esempio, si trovano deserti freddi, completamente sterili, dove il ghiaccio sostituisce la sabbia. A Sochi e sul Mar Nero, invece, crescono palme, tè e agrumi, con un clima subtropicale umido che sembra uscito da ben altre latitudini. Questi contrasti climatici, inoltre, si manifestano con temperature che oscillano di circa 100 gradi annuali, passando dai meno 67 gradi Celsius d'inverno ai 35 gradi estivi in zone come la Yakuzia. Continuando nel periodo sovietico, questo immenso territorio nascondeva anche segreti ben custoditi. Fino al 1991, infatti, esistevano decine di città chiuse che non comparivano sulle mappe, dove si producevano armi nucleari e si conducevano ricerche militari. Ancora oggi, alcune città richiedono permessi speciali per entrare, eredità di un'epoca dove intere comunità esistevano al di fuori della geografia ufficiale. In questa terra di estremi, anche la lingua riflette la complessità della nazione. Il russo usa 6 lettere in più dell'alfabeto latino ed alcune consonanti hanno versioni morbide e dure. Imparare a leggere richiede mesi, anche per chi parla già la lingua. E proprio la diversità è forse la caratteristica più affascinante di questa nazione. Qui ci sono più di 190 gruppi etnici, con i russi che sono l'80% della popolazione, ma vivono accanto a tatari, ceceni, baschiri e buriati, ciascuno con la propria lingua, religione e tradizioni. La Russia, quindi, è molto più di un semplice paese. È un continente intero, un luogo che continua a raccontare la sua storia a chiunque la visiti. Ma ora andiamo alla scoperta dei luoghi più incredibili ed iconici di questa nazione. Mosca. La capitale russa si estende su 7 colli, lungo le rive del fiume che porta il suo nome. Il Cremlino è un complesso fortificato che ha visto passare zar, rivoluzionari e leader sovietici e racchiude dentro le sue mura rosse secoli di potere. La Piazza Rossa, invece, è attraversata ogni giorno da migliaia di persone, con la cattedrale di San Basilio che mostra le sue cupole colorate che sembrano sospese tra fiaba e realtà. Sottoterra corre una delle metropolitane più profonde al mondo, costruita come rifugio antiaereo e decorata con lampadari, mosaici e sculture. La città conta oltre 12 milioni di abitanti e vive di contrasti che si notano facilmente camminando per le strade, con palazzi stalinisti che si alternano a grattacieli di vetro.
Qui il freddo invernale può raggiungere i meno 20 gradi, mentre d'estate il sole tramonta dopo mezzanotte. Lago Baikal. Il lago più profondo della Terra raggiunge i 1642 metri di profondità. Contiene un quinto dell'acqua dolce non ghiacciata del pianeta, più di tutti i grandi laghi americani messi insieme, e si allarga di 2 centimetri ogni anno. Nato da una frattura della crosta terrestre, si allunga per 636 chilometri attraverso la Siberia meridionale ed è circondato da montagne che toccano i 2000 metri. In inverno, il ghiaccio può raggiungere 1,5 metri di spessore, divenendo trasparente come vetro in alcuni punti e permettendo di vedere il fondale a decine di metri di profondità. L'acqua ospita specie che non esistono in nessun altro luogo, come foche d'acqua dolce e pesci che vivono solo qui. 27 isole emergono dalle sue acque e la più grande è abitata da una piccola comunità di pescatori. San Pietroburgo. Pietro il Grande volle una finestra sull'Europa e la costruì su paludi e isole, dove il fiume Neva sfocia nel Golfo di Finlandia. 100.000 uomini lavorarono per anni, molti morirono di stenti e malattie, ma la città nacque. Oggi 4 milioni di persone vivono tra canali e palazzi barocchi, con 342 ponti che collegano queste isole, ed alcuni si aprono ogni notte per lasciare passare le navi. Il palazzo d'inverno custodisce 3 milioni di opere d'arte, con corridoi lunghi chilometri, mentre la cattedrale di Sant'Isacco domina lo skyline, con la sua cupola dorata, che è la terza più grande al mondo, e decorata all'interno con 400 kg d'oro. D'estate ci sono le notti bianche, quando il sole scende sotto l'orizzonte, solo per poche ore, lasciando un crepuscolo che dura fino all'alba. Penisola della Kamchatka. Una lingua di terra, lunga 1250 km e sospesa tra 2 oceani nell'estremo oriente russo. «160 vulcani punteggiano il paesaggio, di cui 29 ancora attivi, che rilasciano vapore e cenere verso il cielo. Geyser sparsi in vallate remote sparano acqua bollente a decine di metri d'altezza. In alcune zone
foreste di betulle nane e larici ricoprono le vallate grazie al suolo vulcanico fertile, che crea spesso un manto verde. Gli orsi bruni popolano questi territori selvaggi, radunandosi lungo i fiumi, quando i salmoni risalgono per deporre le uova. La popolazione umana non raggiunge neanche i 300.000 abitanti ed è concentrata principalmente nella capitale Petropavlovsk-Kamchatsky. Ferrovia Transiberiana. 9.000 chilometri di binari attraversano la Russia, da Mosca a Vladivostok. Il viaggio completo richiede 7 giorni, attraversa 8 fusi orari e tocca 87 città. I lavori iniziarono nel 1891 e terminarono dopo 25 anni di scavi, ponti e tunnel scavati nel permafrost. Il treno passa per foreste di betulle, steppe mongole e villaggi siberiani, dove il tempo sembra essersi cristallizzato. Il binario corre anche parallelo al lago Baikal per 200 km, con la temperatura esterna che può scendere a meno 40 gradi durante l'inverno, mentre dentro i vagoni il riscaldamento mantiene un caldo costante. Monti Altai. Misteriose catene montuose si incontrano al confine tra Russia, Mongolia, Cina e Kazakistan. Le vette superano i 4.000 metri ed i ghiacciai alimentano fiumi che scendono verso valli abitate da popolazioni nomadi. Le steppe si colorano di fiori selvatici in primavera, mentre d'inverno la neve copre tutto, isolando i villaggi per mesi e trasformando il paesaggio in un deserto bianco. Gruppi etnici diversi vivono qui da secoli, praticando pastorizia e seguendo migrazioni stagionali. L'UNESCO ha riconosciuto quest'area come patrimonio mondiale per la biodiversità che custodisce, con diverse specie rare che sopravvivono in habitat rimasti quasi intatti. Kazan. Mille anni di storia si intrecciano, dove il fiume Volga incontra il fiume Kazanka. La capitale del Tatarstan ospita moschee e chiese ortodosse a pochi passi di distanza, testimonianza di una convivenza che dura da secoli. Il Cremlino locale, patrimonio UNESCO, racchiude dentro le sue mura bianche la moschea Kol Sherif, ricostruita dopo essere stata distrutta nel 1552.
Qui, inoltre, si mescolano alfabeti cirillici e tradizioni turche, si celebrano feste cristiane e musulmane e la città conta oltre 1 milione di abitanti. Nel 2005 Kazan ha festeggiato il suo millennio di storia e da allora si è rinnovata, con nuovi edifici che si sono affiancati a quelli storici. Il Palazzo delle Nozze, ad esempio, con la sua architettura futuristica che ricorda un calderone tataro, si illumina di notte ed è diventato uno dei simboli della città moderna. Monte Elbrus. La montagna più alta d'Europa si innalza per 5.642 metri, nel Caucaso russo. Due cime gemelle emergono dal ghiaccio e sono vulcani dormienti, la cui ultima eruzione risale a 2000 anni fa. Ci sono anche 22 ghiacciai che scivolano lungo i suoi fianchi, alimentando fiumi che scendono verso valli abitate da popolazioni locali. L'ascesa richiede preparazione, acclimatamento e rispetto, ed ogni anno migliaia di alpinisti tentano la vetta. Le guide locali conoscono ogni crepaccio, ogni zona pericolosa e li accompagnano nell'avventura. Da lassù, lo sguardo abbraccia le catene montuose del Caucaso che separano Europa e Asia, ed il vento può soffiare anche a 100 km/h. Sochi. «43 chilometri di costa lungo il Mar Nero, incastonati tra il mare e le montagne del Caucaso». La città conta 400.000 abitanti e vive di turismo balneare d'estate e sciatori d'inverno. Le Olimpiadi invernali del 2014 hanno trasformato il paesaggio, lasciando impianti sportivi, strade nuove ed infrastrutture che collegano la costa alle piste. Qui il clima subtropicale permette la crescita di palme, tè e agrumi, mentre a 40 km nell'entroterra si scia da novembre ad aprile. Stalin aveva una casa di campagna qui e veniva a riposare lontano da Mosca. Oggi, invece, i russi vengono in vacanza, riempiendo le spiagge, e passeggiano sul lungomare. Isola di Kiji. Un'isola di 6 km² nel lago Onega, raggiungibile solo in barca. La chiesa della Trasfigurazione si innalza con 22 cupole in legno, costruita nel 1714 ma senza un solo chiodo.
Ogni elemento è stato incastrato e scolpito a mano da artigiani che conoscevano i segreti del legno di pino. L'UNESCO ha riconosciuto questo luogo come patrimonio dell'umanità, definendolo un museo a cielo aperto, dove case, mulini e cappelle raccontano la vita dei contadini del nord. D'inverno il lago ghiaccia e permette addirittura di raggiungerla camminando sul ghiaccio. Veliki Novgorod. Una delle città più antiche della Russia, fondata nel lontano 859. Quando Mosca era ancora un villaggio, Novgorod governava rotte commerciali che collegavano Scandinavia e Bisanzio. Il Cremlino locale racchiude dentro le mura rosse la cattedrale di Santa Sofia, costruita nel 1050 con diversi affreschi. Qui nacque la prima repubblica medievale russa, dove i cittadini si riunivano in assemblea per decidere del loro destino. Documenti su corteccia di betulla, ritrovati negli scavi, mostrano che anche le donne sapevano leggere e scrivere. Dombai. Si trova nelle valli del Caucaso occidentale, dove i fiumi nascono da ghiacciai perenni. Le montagne superano i 4.000 metri, creando un anfiteatro naturale, dove i boschi di abeti lasciano spazio alle praterie alpine. Qui vivono stambecchi, orsi bruni e bisonti europei, reintrodotti dopo essere scomparsi. D'inverno arrivano gli sciatori, mentre d'estate ci sono gli escursionisti, che percorrono i sentieri verso i laghi di montagna. Vi è anche una funivia che sale fino a 3.000 metri e si apre su panorami incredibili. Poco distante, su un colle roccioso, sorge inoltre il tempio cristiano di Shoan, che è un'antica chiesa del X secolo che domina la valle e testimonia le radici storiche di questa regione di montagna. Murmansk. La città più grande al mondo, oltre il circolo polare artico. Ci sono circa 300.000 abitanti, nonostante il sole non sorga mai per 40 giorni in inverno. Fondata nel 1916 come porto militare, resiste a temperature che scendono regolarmente sotto i meno 20 gradi. Il porto rimane libero dai ghiacci tutto l'anno grazie alla corrente del Golfo e permette il passaggio di navi rompighiaccio,
che aprono rotte verso l'Artico. È da qui che parte la caccia all'aurora boreale, ed i turisti che vi arrivano sono in cerca di quei cieli verdi che danzano. Parco naturale Ergaki. Montagne di granito si innalzano nella Siberia meridionale, create da eruzioni vulcaniche di 600 milioni di anni fa. Il parco si estende per 342.000 ettari, attraversato da fiumi che scavano gole profonde, tra foreste di cedri e larici. I laghi alpini riflettono le montagne, con acque così trasparenti che si vede il fondo a 10 metri di profondità. Orsi bruni, linci e renne selvatiche popolano le vallate, dove l'uomo può arrivare solo a piedi. I sentieri conducono a strane formazioni rocciose, con la neve che d'inverno copre tutto per 6 mesi. Susdal. Un museo a cielo aperto, dove il tempo scorre diversamente. Questa città conta 5.000 abitanti e conserva 200 monumenti di architettura russa antica, distribuiti su 9 chilometri quadrati. Chiese bianche con cupole dorate si riflettono nel fiume Kamenka e monasteri fortificati racchiudono secoli di preghiere e storia. Qui non esistono edifici oltre i 3 piani e non vi è mai stata nessuna industria. Nel Medioevo Susdal rivaleggiava con Mosca per importanza, governava principati e batteva moneta propria. Oggi invece i turisti camminano su strade di terra battuta, visitano il Cremlino del XII secolo ed entrano in case di legno dove vivevano mercanti e artigiani. Vladivostok. L'estremo oriente russo termina qui, dove la città abbraccia la baia del Corno d'Oro. Fondata nel 1860 come fortezza militare, è cresciuta fino a 600.000 abitanti, diventando il porto principale sul Pacifico. Dal porto partono pescherecci diretti al mare del Giappone e tornano carichi di granchi e salmoni che riforniscono i mercati asiatici. Il ponte Raschi collega la terraferma all'isola omonima, attraversando 1 chilometro di mare
con campate sospese a 70 metri d'altezza. Qui l'inverno porta temperature sotto i meno 15 gradi ed il mare ghiaccia lungo le coste. Parco montano di Ruskeala. Un canyon scavato dall'uomo nel cuore della regione Karelia, dove per 200 anni si è estratto marmo. Le cave abbandonate si sono riempite d'acqua, creando laghi verdi profondi 50 metri, circondati da pareti di roccia bianca. Oggi qui si cammina su passerelle sospese, si naviga in barca tra grotte allagate e si scende in tunnel dove risuona ancora l'eco dei picconi. Un treno turistico d'epoca, inoltre, collega la città di Sortavala al parco, attraversando foreste di betulle e villaggi kareliani, ricreando i viaggi dell'epoca zarista. La madre patria chiama. Una statua di 85 metri domina una collina di Volgograd. Pesa 8.000 tonnellate e regge una spada lunga 33 metri, puntata verso il cielo. Fu costruita nel 1967 per commemorare la battaglia di Stalingrado, dove morirono oltre 1 milione di persone tra il 1942 e il 1943. «200 gradini conducono alla base, uno per ogni giorno che durò la battaglia, e fu il combattimento più sanguinoso della Seconda Guerra Mondiale». Chi sale sul monumento trova incisi i nomi di 7.000 soldati caduti, mentre da altoparlanti nascosti risuonano canti di guerra. Inguscezia. La repubblica più piccola della Russia si estende tra le montagne del Caucaso settentrionale. Torri di pietra si innalzano su pendii, dove villaggi medievali resistono a 800 anni di storia. Queste costruzioni servivano come difesa e abitazione, con ogni famiglia che aveva la propria torre, ed alcune raggiungono i 30 metri d'altezza. Qui vi è anche il complesso di Vovnushki, che si aggrappa a 2 speroni rocciosi e sembra crescere dalla montagna stessa, essendo stato costruito con pietre incastrate senza malta.
Castello di Swallow's Nest. Un castello aggrappato a una scogliera sul Mar Nero, a 40 metri sopra le onde. Fu costruito nel 1912 da un barone tedesco che voleva una residenza affacciata sull'acqua, seguendo lo stile dei castelli medievali tedeschi. La struttura misura 10 metri per 20 e poggia su una roccia che il mare erode da secoli, minacciando di crollare ad ogni tempesta. Nel 1927 un terremoto spaccò la scogliera e da allora interventi di restauro tengono in piedi mura e fondamenta. Il castello attualmente ospita mostre e si raggiunge tramite 1200 gradini scavati nella roccia. Kaliningrad. Un'enclave russa stretta tra Polonia e Lituania e separata dal resto del paese da centinaia di chilometri. Questa città si chiamava Königsberg ed apparteneva alla Prussia. Poi fu distrutta durante la Seconda Guerra Mondiale e ricostruita dai sovietici. Qui nacque il filosofo Immanuel Kant, con la sua tomba che è custodita accanto alla cattedrale gotica, che è l'unico edificio medievale sopravvissuto ai bombardamenti. Il centro città è stato ricostruito con ampi boulevard in stile sovietico, dominati da edifici massicci e monumenti alla vittoria. Il porto sul Mar Baltico ospita la flotta russa, mentre le spiagge vicine custodiscono Ambra, che il mare deposita sulla sabbia da millenni. Va sottolineato che il 90% dell'ambra mondiale proviene da queste coste. Castello di Viborg. Una fortezza svedese fondata nel 1293 su un'isola nel Golfo di Finlandia. La torre di San Olaf domina il paesaggio a 80 metri d'altezza ed offre panorami su una città che ha cambiato bandiera 7 volte. Viborg passò dalla Svezia alla Russia nel 1710, poi alla Finlandia nel 1918 e tornò sovietica nel 1940. Le mura hanno visto assedi, battaglie, bombardamenti ed ogni pietra racconta dominazioni diverse. Il castello ospita oggi un museo, mentre la città conserva architettura finlandese, chiese luterane e case anseatiche lungo strade ciottolate. Lago
il lago più alto del Caucaso settentrionale, a circa 1869 metri sopra il livello del mare, incastonato tra montagne che lo proteggono dai venti. L'acqua raggiunge profondità di 74 metri, alimentata da sorgenti sotterranee che mantengono una temperatura costante tutto l'anno. Qui vive una specie di trota che non esiste in nessun altro luogo, adattata a queste acque fredde, nel corso di millenni. Il lago è anche circondato da pascoli, dove i pastori portano le greggi durante l'estate. Ekaterinburg. È la quarta città della Russia per abitanti, al confine tra Europa e Asia. Un obelisco segna il confine tra i due continenti, piantato dove i monti Urali dividono geograficamente il mondo. Qui, nel 1918, venne fucilata la famiglia dello zar Nicola II, nella cantina di una casa che oggi non esiste più. Al suo posto sorge la cattedrale sul sangue versato, costruita nel 2003 sul luogo esatto dell'esecuzione. Oggi la città attrae visitatori con i suoi ampi viali, musei, teatri e il vivace centro storico che si sviluppa lungo le rive del fiume Iset. Riserva naturale di Kivac. Una delle riserve naturali più antiche della Russia, istituita nel 1931. Al centro scorre il fiume Suna, che precipita per 10 metri, creando la cascata di Kivac, che è spesso considerata la seconda cascata di pianura d'Europa per portata, dopo quelle del Reno. La foresta di conifere copre centinaia di chilometri, dove pini secolari si alternano a betulle che sbiancano nel paesaggio. Qui vivono orsi bruni, linci e alci, che attraversano paesaggi con oltre 500 specie di piante, e molte delle quali crescono solo in questa zona, protette da un clima che mescola influenze artiche e continentali. D'estate, le notti bianche permettono di camminare fino a tardi, tra alberi illuminati dal crepuscolo. Nizhny Novgorod. Una città di 1.200.000 abitanti, dove il fiume Oka si getta nel Volga. Il Cremlino di mattoni rossi sorveglia la confluenza da circa 500 anni, costruito quando la città difendeva Mosca dalle invasioni orientali.
All'interno delle sue mura si trova la chiesa della Natività della Beata Vergine Maria, uno dei più antichi edifici religiosi della città, con le sue caratteristiche cupole. Lungo la scalinata Chkalov si scende al fiume, attraversando 500 gradini, che tagliano la collina e regalano scorci panoramici. Il centro storico conserva palazzi mercantili del XIX secolo, testimonianza di quando era uno dei principali crocevia commerciali tra Europa e Asia. La funivia, infine, attraversa il Volga, sospesa a 86 metri d'altezza, e collega le due sponde in 7 minuti di viaggio sopra l'acqua. Monti Chibini. Si innalzano nella penisola di Kola, oltre il circolo polare artico. I picchi raggiungono i 1200 metri, modellati da ghiacciai che hanno scavato valli a forma di U. La città di Kirovsk vive ai piedi delle montagne, con 30.000 abitanti che lavorano sulle piste da sci o nelle miniere, perché sottoterra, qui, si nascondono giacimenti di minerali rari. I sentieri attraversano altopiani rocciosi dove crescono solo muschi e licheni, mentre i laghi glaciali punteggiano le vallate con acque trasparenti. Novosibirsk. La terza città della Russia per abitanti nacque nel 1893 nel cuore della Siberia, come accampamento di operai che costruivano il ponte ferroviario sul fiume Ob, e poi crebbe attorno alla ferrovia transiberiana stessa. Oggi quel ponte lungo più di 800 metri collega le due sponde e porta i treni tra Europa e Asia. La città è tagliata dalla prospettiva Krasny, che è l'arteria principale, e attraversa piazze sovietiche e mercati, dove si vendono i prodotti locali. Poi vi è la cattedrale di Alexander Nevsky, che fu uno dei primi edifici in pietra della città, con la sua facciata ocra rossa e la cupola dorata. Il Teatro dell'Opera, inoltre, è uno dei più grandi al mondo e può ospitare 2000 spettatori. Sviazhsk. Un'isola nel fiume Volga, si estende per 3 chilometri quadrati. Qui Ivan il Terribile fondò una fortezza in 4 settimane, assemblando strutture di legno prefabbricate per assediare Kazan. Le chiese ortodosse si riflettono nell'acqua,
mentre i monasteri fortificati racchiudono affreschi antichissimi. Durante l'era sovietica, l'isola divenne campo di prigionia, poi ospedale psichiatrico ed infine fu abbandonata. Oggi 200 abitanti vivono tra mura restaurate e l'UNESCO ha riconosciuto questo luogo come patrimonio mondiale. Villaggio di Tyulyuk. Tra le pieghe dei monti Urali meridionali, questo villaggio custodisce una delle ultime comunità baschire che ancora praticano l'allevamento nomade. Qui le famiglie seguono il ritmo delle stagioni, spostando le greggi tra i pascoli estivi in quota e le valli protette d'inverno. Le iurte si alternano alle case di legno, mentre le donne tessono tappeti con motivi tramandati da generazioni. Il fiume Ai attraversa il territorio, portando acqua alle mandrie, e nei mesi freddi il paesaggio si trasforma in un mare di bianco, dove solo il fumo dei camini rivela la presenza umana. La lingua baschira risuona ancora nelle strade, mescolandosi al russo, e le feste tradizionali radunano le famiglie attorno a piatti locali. Jaroslavl. Una delle città dell'Anello d'Oro, con 1000 anni di storia lungo il fiume Volga. Fondata nel 1010 dal principe Jaroslav il Saggio, crebbe come centro commerciale tra Mosca e il nord. Il centro storico custodisce 65 chiese ortodosse, monasteri fortificati e case di mercanti decorate con maioliche colorate. Il lungo fiume si anima d'estate, con caffè all'aperto e barche turistiche, mentre d'inverno il ghiaccio copre il Volga, trasformandolo in una distesa bianca. Durante l'epoca sovietica divenne polo industriale, con fabbriche di pneumatici e motori, che oggi impiegano ancora migliaia di persone. Tomsk. In Siberia esiste una città dove il legno parla attraverso finestre decorate, con ogni facciata che racconta storie scolpite a mano. Tomsk è nata come fortezza nel 1604 e oggi conserva centinaia di edifici in legno che trasformano le strade in un museo a cielo aperto. Qui, la prima università siberiana ha aperto le porte nel 1878
attirando menti da tutto l'impero. Il clima regala inverni a meno 30 gradi Celsius e brevi estati intense, mentre il fiume Tom attraversa una città che ha fatto della conoscenza e della tradizione artigiana la sua identità. Tra neve e foreste, questa città resiste, testimone di un'architettura che altrove è quasi scomparsa. Capo Tobizin. La costa russa si interrompe nel Mar del Giappone, in un promontorio dove il vento scolpisce rocce scoscese e l'oceano si infrange con forza costante. Capo Tobizin si protende nel mare ed è un luogo dove la natura mostra la sua potenza, senza mediazioni. Le scogliere nere testimoniano eruzioni antiche, mentre le onde del Pacifico hanno levigato ogni superficie per millenni. Qui i pescatori conoscono correnti pericolose e fondali ricchi, e i fari guidano le navi attraverso nebbie improvvise. Ufa. Due fiumi si incontrano qui e alla loro confluenza è cresciuta Ufa. Questa città è un crocevia, dove la cultura russa incontra quella bashkira e tatara e dove le moschee si alternano alle chiese ortodosse. Produce circa un terzo del petrolio raffinato della Russia e le sue industrie hanno alimentato il paese per decenni. Ma oltre alle fabbriche ci sono monumenti, natura e una tradizione musicale affermata. Tra petrolio e balletto, e tra Europa e Asia, Ufa rappresenta la complessità di un territorio dove identità diverse convivono da secoli. Tempio d'oro di Buddha Shakyamuni. È il tempio buddista più grande d'Europa e si innalza nella capitale della regione Kalmykia. Una statua dorata di 9 metri domina la sala principale, circondata da affreschi che narrano la vita del Buddha. La struttura conta 7 livelli, rappresentanti i 7 passi verso l'illuminazione, ed accoglie pellegrini da tutta la Russia. Il tempio fu inaugurato nel 2005, dopo 70 anni in cui il comunismo sovietico aveva vietato ogni pratica religiosa.
Concludendo questo viaggio visivo attraverso la Russia, ci siamo spostati dal fascino delle sue città ai paesaggi più straordinari, esplorando insieme non solo luoghi, ma anche curiosità che rendono ogni angolo di questa terra unico. Speriamo che le immagini e le storie raccontate abbiano arricchito la vostra conoscenza e stimolato il desiderio di esplorare personalmente la straordinaria ricchezza di questo affascinante paese.